io non ci sto a delle polemiche pretestuose che prendono solo in giro i cittadini. Una risposta dura e pura nel suo classico stile. Achille Variati non ci sta e lo dice in stampatello. Il sindaco di Vicenza risponde così alla fiaccolata contro la criminalità e il degrado. La città di Vicenza ha qualche problema sulla sicurezza? Sì. Ci sono allarmi? No. Le forze dell'ordine per quello che hanno stanno lavorando? Sì. Stiamo migliorando alcune situazioni? Sì. Ci sono da prendere altri provvedimenti? Sì. Saremo duri? Sì. Ma per l'amor di Dio, le polemiche assurde e inconcludenti, basta, si vergognino. Achille Variati ha il dente avvelenato. La fiaccolata di giovedì 29 settembre parte alle 9 di sera da Viale Milano e arriva a Campomarzo, due zone simbolo del degrado, dello spaccio, della paura, made in Vicenza. A dar fuoco alla protesta l'associazione Giovane Italia, targata PDL, che accusa l'amministrazione comunale di apatia decisionale sul fronte della sicurezza. Ma il sindaco rispedisce le critiche al mittente, anzi più su, al governo di centrodestra che taglia i fondi ai comuni e al Parlamento che non sforna leggi adeguate a combattere la delinquenza. Insomma, lo scontro politico è caldo, ma l'emergenza criminalità a Vicenza brucia. In corso San Felice Fortunato, all'angolo con Via dei Mille, alle 11:30 di sera, 4 magrebini si scontrano violentemente. Qualche abitante, esasperato, chiama la polizia, ma quando le volanti arrivano, i nordafricani fuggono. Un marocchino e un tunisino in bicicletta imboccano Viale Milano, ma vengono bloccati dagli agenti. Si divincolano, lottano, poi finiscono in manette con l'accusa di rissa, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Tra poco saranno di nuovo liberi perché lo sappiamo, in Italia funziona così, alla faccia delle fiaccolate, alla faccia di una politica tutta chiacchiere e distintivo.